Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici e amiche, ben ritrovati a questo appuntamento con friulitv.net per riassumere quella che è stata l'edizione 2021 del Festival Le Ali delle Notizie che si è concluso proprio in questo weekend a Ronchi dei Legionari. Vado subito a salutare Luca Perrino, collegato con noi. Buon pomeriggio Luca. Buon pomeriggio Omar e buon pomeriggio a tutti. Bene, allora ho detto andiamo a fare un po' il bilancio, il punto della situazione anche per capire come è andata, no Luca? Perché quest'anno comunque è stata un'edizione molto particolare come tutte le altre, no? Soprattutto avete portato avanti anche la fase di anteprima con una settimana dedicata in tour, no? Per quanto riguarda la zona dei comuni a confine tra Ronchi dei Legionari e poi la settimana dopo il vero festival con i vari panel, con gli ospiti che sono intervenuti in presenza e collegati via streaming. Sì, è stata un'edizione particolare che è complessivamente durata 10 giorni. Nei primi 5 giorni, come tu hai ben detto, ci siamo trasferiti per aspettando il festival ad Aquileia, San Canzian di Sonzo, San Pier di Sonzo, Stranzano, Sagrado e Fogliano di Puglia. Poi da martedì scorso a sabato scorso il festival, la settima edizione, è tornato qui a Ronchi dei Legionari al Palattenda di Piazzale Martiri e anche nelle due sedi distaccate di Piazzetta Francesco Giuseppe e del Giardino del Consorzio di Bonifica. Quindi un'edizione particolare, molto articolata, 10 giorni intensi, ricchi di emozioni, non fosse altro perché questa era la prima edizione senza Cristina e quindi un festival che comunque ci ha soddisfatto pienamente. Certo, hai detto una cosa importante, proprio quest'anno è stata anche l'edizione ai noi che è partita pochi giorni prima proprio dall'anteprima, ci ha lasciati Cristina Visentini, che Sì. era vicepresidente dell'associazione, ma un'importante collega che ha per tanti anni insomma raccontato le vicende della zona del Monfalconese per i vari quotidiani locali, soprattutto un'anima importante per quanto riguarda la vostra associazione. Sì, al di là delle cariche, questo che hai detto tu è molto importante. Cristina l'associazione è stata fondata nel marzo del 2015. Cristina ha partecipato alla prima edizione del festival nel giugno dello stesso anno come moderando uno dei panel, poi ad agosto è entrata nell'associazione e da lì è cominciata la sua passione per questa associazione, per quello che fa e soprattutto per il festival che lei ha contribuito a realizzare fino a quando purtroppo il 9 agosto non è stata più con noi, ma molti dei panel, anzi quasi tutti i panel, erano stati concordati con lei. Alcune idee come la serata dedicata a Dante Alighieri era stata una sua creatura e purtroppo lei non è stata protagonista se non da lassù di questa settima edizione ed è stato per noi non facile, ma credo che lo stimolo della sua presenza comunque tra di noi e di quello che ci ha insegnato e assimilato, lo stimolo, ribadisco, è stato quello giusto per poterci dire che così dobbiamo andare avanti. Ecco, ho detto, anche il messaggio, no, che ha lanciato per continuare, l'hai sottolineato tu, no, bisogna andare avanti perché questo festival ha delle radici storico-culturali talmente radicate sul territorio che è impossibile da estirpare. Ma guarda, quando lei il 9 agosto purtroppo ci ha lasciati, immediatamente noi abbiamo parlato con la famiglia e abbiamo chiesto se era loro intenzione farci continuare il festival, altrimenti noi lo avremmo comunque bloccato se non c'era l'intenzione della famiglia.
sia il padre Amerigo sia il compagno Sergio ci hanno detto che assolutamente non sarebbe stato quello che Cristina voleva. Ecco, lei ha lavorato molto per questo festival ed era al di là dell'impegno per questo evento, era proprio l'amore per fare, nel fare qualcosa di bello per la comunità, nel fare qualcosa di bello per la gente e nel far sì che, come è successo, Ronchi di Visionari diventasse un po' la capitale del giornalismo per qualche giorno. Quindi lo stimolo è quello giusto anche per proseguire nelle prossime edizioni, ma anche per tutto quello che faremo nei prossimi Certo. mesi, pur pensando che lei non sarà più con noi a darci una mano. Però da lassù, insomma, sarà sempre presente con la sua Assolutamente sì, figura in diretta, in questo caso, per aiutare assolutamente sì. tutti voi a portare avanti il progetto, no? Lo dici bene, lei non verrà assolutamente dimenticata, non possiamo farlo non solo per retorica, ma sì, non è retorica quello che dico, il legame profondo che mi legava personalmente era cinquantennale. Noi abbiamo vissuto sempre qui a Ronchi, abbiamo lavorato qui a Ronchi, entrambi avevamo un grandissimo senso della comunità. Lei è stata presidente della Filarmonica Verdi, uno dei sodalizi più antichi della nostra cittadina. Abbiamo fatto tutti e due lo stesso mestiere e quindi ci siamo ritrovati attorno a delle convinzioni, delle passioni, a dei piaceri. Ecco, per noi il festival è un piacere, deve rimanere un piacere. Con tutto il rispetto, non è una festa goliardica, non è un momento si ride, si scherza assolutamente dopo la tensione della giornata, ma è lanciare un messaggio innanzitutto dell'importanza della notizia e quindi anche dell'importanza che ha questo settore, ma anche e soprattutto l'importanza di poter portare nel nord-est italiano, in questa periferia dell'impero, come dico io, una manifestazione che pensiamo sia di alto livello e di qualità, ecco, con nomi Certo. importanti e che ci consentono di affermare questo. Senti Luca, partiamo dall'ultima giornata in un certo senso, no? Perché abbiamo detto tante volte ci sono state giorni intensi con tanti ospiti che per tutti i giorni antecedenti e precedenti e poi la vera manifestazione hanno animato le ali delle notizie. Allora partiamo soprattutto dall'ultima giornata perché l'ultima giornata c'è stato il premio dedicato alla giornalista maltese, insomma, che da tanto Sì, tempo voi avete subito preso in mano assolutamente. per premiare coloro che si battono per la libertà di stampa, no? Lo hai ricordato bene. Quando Daphne è stata uccisa il 16 ottobre del 2017, forse una settimana dopo, noi abbiamo mandato una mail a Matthew, che è il figlio, che tra l'altro ricordo dal 2019 è cittadino onorario di Ronchi dei Legionari. Abbiamo mandato una mail dicendogli: guarda, noi siamo stati colpiti da questa scomparsa, da questo efferato omicidio, vorremmo non solo esservi vicini, ma vorremmo fare la nostra parte, vorremmo ricordarla, vorremmo dedicarle un premio, vorremmo far sì che i riflettori sui giornalisti minacciati o sui giornalisti che poi purtroppo perdono la vita alla ricerca della verità, i riflettori, ribadisco, non si spegnessero mai. La famiglia ci ha creduto immediatamente. Il figlio ha risposto, credo, nel giro di 24 ore, da lì è partito tutto. Quest'anno siamo arrivati alla quarta edizione, con noi c'era Corinne Vella, che è la sorella di Daphne, ha ricordato questo fatto, ha ricordato che le aree di notizia è stato uno dei primi sodalizi a manifestare la propria vicinanza, e quindi da lì è partito tutto. Quest'anno il premio è andato a Paolo Berizzi, che è un inviato, un giornalista di Repubblica che dal 2019 vive sotto scorta, è uno dei 24 giornalisti italiani che vivono sotto scorta. Lui ha fatto delle ricerche, delle analisi, degli approfondimenti, delle indagini sulla recrudescenza del nazifascismo in Italia. Per questo è sotto scorta, è l'unico sotto scorta in Europa per questo genere di ricerche. La giuria gli ha dato questo premio ed è stata proprio
un premio che è stato realizzato fisicamente, non è una targa fine a se stessa, è sempre un'opera d'arte. Quest'anno la scelta è toccata sul fotografo triestino Fabio Rinaldi, e quindi gli abbiamo consegnato questo riconoscimento sabato, prima dell'ultimo panel che è stato dedicato alle mafie. Una giornata intensa, quella di sabato, che è iniziata già alle 17 del pomeriggio ed è andata avanti via via fino alle 23 con un pubblico sempre crescente. Ecco, la cosa importante è che hai sottolineato la presenza del pubblico, no? Che è fondamentale, perché dopo il periodo di pandemia siete riusciti a ripartire, no? Con l'anno zero, riportando il pubblico finalmente in presenza al Palatenda, come hai detto tu, e anche poi in piazzetta Francesco Giuseppe. Ma noi abbiamo calcolato che in queste giornate abbiamo avuto con noi circa 6.000 persone. Quindi credo che 6.000 persone all'interno di un festival realizzato in una cittadina di 12.000 abitanti, credo sia un dato inconfutabile sul successo che noi abbiamo avuto, che non è un successo che dobbiamo, come dire, auto-incensarci o batterci da soli la spalla per dire che bravi che siamo. Lo facciamo con passione, con risicate risorse finanziarie. Noi non abbiamo i budget milionari, ma non per questo non riusciamo a fare qualcosa che speriamo e crediamo sia di qualità. Quindi quando vediamo che in alcuni panel, non voglio dire quali e come, abbiamo anche 300 persone ferme, immobili e partecipi fino alle 23, non è che stiamo seguendo un concerto rock o qualcosa di impegnativo anche, no? Quindi l'attenzione, quando notiamo che gli ospiti ci dicono è una cosa straordinaria notare queste persone fino alle 23 a seguire serenamente questi appuntamenti, non può che farci piacere. Ecco, ci sono state persone che hanno seguito il festival dalle 5 alle 23 mangiando magari un panino. Nei prossimi giorni noi divulgheremo i dati di un questionario che abbiamo realizzato e consegnato al nostro pubblico, e quindi capiremo anche quello che dobbiamo fare, dove abbiamo sbagliato, quello che dovremo fare per il domani. E questa è la cosa molto importante, Luca, quello che hai sottolineato. Senti, rischiamo poi di andare nel solito giro e ripeterci già di quello che abbiamo parlato più volte nel corso di questi pre-appuntamenti e poi anche durante il festival, perché chiaramente abbiamo seguito anche noi la manifestazione, pubblicando chiaramente giornalmente e quotidianamente quello che accadeva, il resoconto della sera stessa, grazie anche a voi che in tempi rapidissimi avete inviato un po' a tutti, anzi a tutti, il comunicato stampa con relative immagini fotografiche nei vari panel che si sono seguiti poi giornalmente. Ecco, per il prossimo anno so che siete già al lavoro per cercare di portare un'ulteriore novità, almeno così si dice, no? Allora, innanzitutto mi dai lo spunto per ringraziare la squadra, perché il festival non è di Cristina e mio, ma il festival è di una squadra. Quest'anno abbiamo avuto una quindicina di volontari, oltre al direttivo e alle collaboratrici del festival. Abbiamo avuto una squadra di volontarie, tutte donne, che ci hanno aiutato in questi giorni, e grazie alla squadra siamo riusciti anche, come dicevi tu, grazie proprio anche a mandare subito i comunicati, ad essere presenti sui social, ecco, a essere, come dire, pimpanti e sempre più rapidi possibile. Stiamo lavorando, per la verità, a due iniziative particolari. Il 23 ottobre qui a Ronchi ci sarà una giornata dedicata alla libertà di stampa e di espressione. Nell'occasione inaugureremo una panchina, questa volta dedicata a Cristina. Lei è stata l'artefice, come dire, fisica della realizzazione delle panchine della libertà di stampa e di espressione. Quest'anno saremo noi a regalarne una il 23 ottobre nel corso di una giornata che organizzeremo assieme alla Federazione Nazionale della Stampa e all'Ordine dei Giornalisti, ma anche alla Filarmonica Giuseppe Verdi, che alla sera sosterrà un concerto.
Il festival si terrà il prossimo anno, se tutto andrà bene, dal 7 all'11 di giugno. Torneremo prima in alcuni comuni, ma non sappiamo ancora quali, perché questi contatti poi vanno presi annualmente con le singole amministrazioni comunali. Riproporremo alcuni incontri in contemporanea, ma vorremmo anche realizzare una serie di workshop dedicati ad alcuni temi particolari. Ne penso ad uno, alla possibilità ai giornalisti di seguire un corso full immersion, perché i giorni sono quelli che sono, su come si tratta per esempio la cronaca giudiziaria, questo con alcuni esperti nel settore. Ci sono tanti eventi anniversari il prossimo anno che vorremmo trattare, uno dei quali internazionali sono i 100 anni della BBC, e quindi grazie alla collaborazione con il direttore Europa della BBC, Richard Colburn, daremo spazio proprio a questo evento, ma altri li sveleremo pian piano nel corso dei mesi. Noi da oggi abbiamo iniziato già a lavorare per il prossimo anno, ma anche per il 23 ottobre, che sarà una data importante. Luca, io ti ringrazio i nostri amici e amiche per la visione all'ascolto, e buon lavoro, e vedremo, perché no, te la lancio così, cercherò di sentire magari qualche amministrazione comunale anche da questa parte dell'Udrio per portare il festival anche in provincia di Udine, perché secondo me lo merita a 360 gradi. Buon lavoro. Grazie mille, grazie. E alla prossima. A te, Omar, e grazie a voi tutti. Bene, io ringrazio i nostri amici e amiche per la visione all'ascolto. Mi scuso in bassa frequenza perché quando vedevate Luca collegato in primo piano il segnale era perfetto, quando facciamo il doppio ogni tanto molla. Purtroppo ci sono dei problemi tecnici, mi hanno detto, sulle linee internet in questi ultimi giorni, che fanno sì che i collegamenti siano un po' a vecchio sistema. Una volta la TV, quando non si beccava il segnale, faceva l'effetto neve, adesso invece fa un altro effetto particolare, ma comunque abbiamo portato a casa questa diretta, che è la cosa molto importante. Grazie ancora a Luca Perrino e a tutto lo staff delle Ali delle Notizie, grazie ai nostri amici per la visione all'ascolto. Per quanto riguarda invece le informazioni su Friuli TV, per il live torneremo nel tardo pomeriggio con un altro flash in video diretta, mentre gli aggiornamenti li potrete tranquillamente consultare sul nostro sito friulitv.net. Mandi e alla prossima. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.